Non conoscono limiti i truffatori, specie quelli che pensano sempre a nuove modalità per raggirare gli anziani. Dopo la proposta di inserire in finanziaria una tassa sull'oro da investimento, ecco che arriva puntuale l'idea di derubare qualcuno. Stavolta però i due anziani di Mogliano colpiti, due over 80 ancora piuttosto lucidi, non sono caduti nella trappola di una sedicente signora inviata da un fantomatico ministero. Ecco la storia raccontata anche sui social. In mattinata a Mogliano una donna ha suonato il campanello di una coppia che vive in una villetta singola. Prima ha detto di essere inviata da Roma, poi ha proposto ai due una scontistica per apparecchi legati alla disabilità. Infine ha cominciato a chiedere ai due che tipo di valori avessero in casa, dicendo che aveva parlato con la loro figlia per una verifica. Non contenta, ha addirittura chiesto quando avevano fatto l'ultimo prelievo in banca e poi ancora altre cose legate al loro patrimonio. A quel punto gli anziani hanno cominciato ad insospettirsi, sia per le modalità, sia per l'incalzare delle domande, e l'hanno letteralmente cacciata di casa, comprendendo che qualcosa non andava. Subito dopo, alquanto sconvolti, hanno chiamato la figlia raccontandole il fatto e procedendo con la segnalazione ai carabinieri.